cosas como las de hoy, donde la frivolanidad ocupa la escena. Lo trascendente nos emociona siempre y muchas veces nos quita la palabra. Si tenemos claras nuestras limitaciones, tendremos claros nuestras posibilidades. Así que les pido permiso, me traje el machete. Innanzitutto voglio dare il benvenuto alle autorità religiose e civili che oggi onorano con la loro presenza questa nostra cara società friulana di Buenos Aires. Un saluto anche a tutti i delegati dei Focolars friulani e a tutti gli amici e conoscenti que vedo en sala. Bienvenidos. Cuando los recuerdos brotan del corazón, comienzan a fluir las palabras, como los inciertos y tímidos pasos de todo inicio. Luego, al desatar el nudo del desconocimiento, los vocablos se ordenan, el lenguaje se organiza y el relato fluye seguro y confiado. Yo pensaba que a mi edad ya nada podía maravillarme. Sin embargo, no es así. El hombre tiene el don del asombro, como cuando mira extasiado la aparición de un arco iris después de un temporale. I miei ricordi friulani sono quelli della mia gioventù. Il ricordo di queste lontane esperienze passate vengono riportate alla memoria, che è quella che ci permette di archiviare piccoli e grandi momenti. Questa attività mentale ci fa ricordare chi siamo. Ricordare ci conforta, ci emoziona e ci fa rivivere il passato come un tempo favoloso. Quel tempo è la fondamenta della nostra identità. Sento il dovere di ringraziare a tutte quelle persone, luoghi e situazioni che lasciarono le loro impronte accumulate nella mia mente. Da lì partono tutti i ricordi che formano la mia storia personale, come pure il materiale di tutti i miei scritti, cristallizzato oggi in questo libro che già si trova tradotto. O ringrazi di cura a tutti gli enti, istituzioni e a tutte queste persone che hanno collaborato in forme disinteressate perché questione si poteva fare in realtà, o sperando di contribuire a che la nostra Marlenghe evadi a braccia e fedelate dal Cervantes e che arrivi a quelli che voleranno immergersi per sentire i delicati e armoniosi sons des dos Marilengues. E per ultimo ringrazio tante sue generosità dai miei confronti a Ediciones Friulanas Buenos Aires, promotore che questi libri al seguire a chi fu. Grazie e mai.